meccanica diviso quasi equamente tra Verona e Vicenza, quindi mi piace raccontare questa denominazione come una denominazione che unisce. Prima denominazione interprovinciale nell'87, adesso non so da dove siate voi, qualcuno viene anche da lontano, però nell'87 mettere insieme due province sembrava incredibile, quasi come fare il MEC, il mercato comune europeo, e tutto sommato ci siamo riusciti. Poi questa denominazione è rimasta sepolta un po' perché le aziende erano poche, erano 3 o 4 aziende. Quando è nato il consorzio nel 98 ne abbiamo contati 7 aziende, oggi sono 27, i numeri erano piccolissimi, quindi sempre declinati in chiave soprattutto come spumante, 50.000 bottiglie nel 98. Adesso non è che, se ci guardiamo attorno nel Veneto, di spumanti con numeri eclatanti ne troviamo, però la storia che racconta il Durello è una storia di fatica, di collina, di piccole aziende, di piccoli appezzamenti, di un vitigno che portato in altri posti non avrebbe nessun senso. È il vitigno che ha un po' aiutato, soprattutto nell'alta collina tra Verona e Vicenza, a superare un periodo difficile, quello tra le due guerre, in cui pochi altri vitigni potevano superare senza particolari accorgimenti tecnici l'estate, no? Quindi un vitigno con un'acidità incredibile, e questa acidità un po' lo ha salvato, altrimenti saremmo qua a raccontare di un vitigno che non esiste più. Questa acidità sfrenata gli ha consentito di superare i momenti più difficili dal punto di vista di gestione tecnica, ed oggi è la sua vera forza, la sua identità.